Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi e con i nostri esperti, i nostri ospiti. Prima parte della trasmissione abbiamo il piacere di farla con un ospite molto gradito che è il professor Diego De Leo, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei. Che è psichiatra, docente universitario, ricercatore anche in Slovenia, quindi non solo in Italia, ha avuto una cattedra anche all'estero ed è presidente AIP, ovvero Associazione Italiana Psicogeriatria. Poi due parole per spiegare anche cos'è la psicogeriatria. Parliamo naturalmente di diverse problematiche molto importanti, questa volta però ci soffermiamo sulle tematiche che sono state trattate in occasione proprio di questa convention, che possiamo dirla così, nazionale, che si è tenuta a Padova tra l'altro, proprio di psicogeriatria, e che riguarda il problema della solitudine delle persone anziane e delle conseguenze e delle ripercussioni che sono a vasto raggio, riguardano anche aspetti di salute fisica oltre che mentale, rischio suicidi, i numeri sono spaventosi. Io quindi vi invito a seguirci perché sono tantissime le persone, sono tanti di voi che hanno anche una certa e rispettabile età, tanti che poi ci arriveranno e tanti che sono a conoscenza, sono vicini a chi è anziano, quindi sapere alcune cose è molto importante, vero professore? Tanto. Sì, innanzitutto grazie per parlare del congresso nazionale di AIP, dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, che Padova ha ospitato per la prima volta nella storia di questa associazione ed è stato un convegno molto partecipato perché c'erano più di 750 iscritti al convegno, il livello delle presentazioni è stato molto alto e credo che la maggior parte almeno delle persone che hanno presenziato al congresso sia stata molto interessante. Il congresso si è aperto e si è chiuso su un tema molto importante che è quello dei determinanti sociali di malattia, cioè di tutte quelle condizioni generalmente trascurate da noi medici che però fanno almeno la metà del processo di guarigione, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Di guarigione quindi. Cioè dove viviamo, quanti soldi abbiamo, con chi stiamo, c'è qualcuno che si prende cura di noi quando siamo anziani, quando abbiamo difficoltà, abbiamo degli amici cari, abbiamo delle persone che si informano di quello che abbiamo bisogno, della nostra salute, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste condizioni, il tipo di abitazione in cui stiamo, il tipo di quartiere in cui viviamo, ci sono servizi, ci sono negozi di prossimità, abbiamo la possibilità di fare due chiacchiere col nostro casolin, che ormai abbiamo perduto in 1000 centri commerciali, ma tutti decentrati e lontani dalle case degli anziani. Ecco, questi sono i determinanti sociali di malattia. Uno dei più potenti, un nemico da combattere senza quartiere, è la solitudine. Ecco, qui interrompo una cosa perché è molto importante quello che lei sta dicendo e spero che chi ci ascolta lo comprenda bene. Tante volte si dice la persona anziana sta bene a casa, immancabile, soprattutto se sta bene, però quando a un certo punto non ha più la disponibilità di muoversi, a casa vuol dire solitudine. Se tutto va bene, un assistente, un badante della situazione, quello che è, però i figli li vede poco, se ce li ha i figli, i nipoti ancora meno, quindi tanta solitudine, il tempo che è lentissimo a trascorrere e è un bene questo, o forse bisogna rivedere anche il modo di invecchiare? Beh, bisognerebbe essere più bravi a invecchiare, bisognerebbe copiare un po' i nostri colleghi anglosassoni che sanno invecchiare meglio di noi latini. Sì, loro sanno costruirsi una vita assolutamente autonoma, quindi non poggiano su valori familiari come i nostri anziani, come noi abbiamo fatto per molto tempo. Quindi non abbiamo aspettative sulla famiglia, ma loro si adattano fin da giovanissimi ad uscire di casa innanzitutto molto presto. Quindi un giovane americano, australiano, inglese a 17 anni è al college universitario e quindi college che è lontano da casa. Quindi comincia ad autonomizzarsi e poi ad intraprendere quel tragitto che lo porta a iscriversi a club, a partecipare
a competizioni sportive, a partecipare ad ambienti culturali, a un Rotary, un Lions, un'aggregazione che possa far del bene ed interessarsi ad altri, ma poi ad avere, non lo so, il suo croquet, il suo bridge, il suo book club, insomma tutta una serie di intrattenimenti, di agende ricche e varie che lo portano a contatto con persone diverse e quindi non lo fanno dipendere da un solo amico, da un solo giro di amicizie. Questo è molto importante, quindi bisogna investire anche su gruppi diversi di conoscenze e di amicizie, poi saperle approfondire e soprattutto saperle mantenere. Le badanti a cui lei riferiva prima sono un rimedio, tipicamente latino, non esistono tanto in tutti gli altri paesi e sono un po' la perdita del legame familiare dovuto a tante ragioni diverse, non ultima ovviamente il decremento demografico, quindi il fatto che si sono fatti meno figli e che poi questi figli facilmente si allontanano da casa nonostante le speranze riposte in loro, le speranze poi tardive di assistenza, ma sono figli che espatriano purtroppo spesso e devo dire che i ragazzi più intraprendenti, quelli con più fame, con più ambizione, con più fame di successo personale, di affermazione, spesso vanno in paesi stranieri e questa è una grossa perdita per l'Italia. Assolutamente, però questa è una struttura familistica, sociale, tipicamente come diceva lei latina, poi c'è anche in Spagna in parte, anche se adesso diciamo che è un paese che sta crescendo molto, però lo troviamo in tutta quella zona mediterranea, che è difficile cambiare, scardinare, perché poi sono i genitori quelli che vogliono in ogni caso i figli accanto a sé. E noi abbiamo una società dove non esiste, sì, c'è il contesto del bridge, di questo e quest'altro, però è per un target più elitario, mentre la maggior parte delle persone che magari anche ci scrivono, ci seguono, ci ascoltano, sono persone che hanno fatto una vita di sacrifici, di lavoro, di impegno e tutto, e poi si trovano soli. Con 2 o 3 amici se tutto va bene, perché? Sì. Perché è così, a meno che non si mettano a fare volontariato e allora entri in un altro contesto. Purtroppo. Che cosa scatena questa, che cosa provoca quindi la solitudine? Beh, la solitudine... Cosa che avete riscontrato? Prima di tutto andrebbe distinta dall'isolamento sociale, cioè un conto è essere isolati, vivere da soli, che può anche essere una scelta individuale, ben inteso. E un conto è sentirsi soli, perché questo implica che ci si può sentire soli e soffrire di solitudine anche in compagnia di altre persone. Assolutamente. E quindi anche all'interno della propria famiglia, incredibilmente, verrebbe da dire, ci si può sentire soli. Ci si sente soli quando non ci si sente capiti, quando si ha la sensazione che gli altri, anche le persone più vicine, non sappiano veramente chi sei. E questo ti fa soffrire perché ti fa pensare che tu stia vivendo tra estranei in fondo, no? Tra persone con le quali non c'è quel dialogo, quell'intimità, quella vicinanza che sono così importanti per un essere umano per vivere bene, per sentirsi parte della comunità, per sentirsi importante per qualcuno o per qualche cosa. Quindi bene il volontariato, bene applicarsi ad attività che comportino la vicinanza, la collegialità, la comunione con altre persone, però non tutte le persone sono in grado di pensare questo e non tutte le persone sono in grado di fare questo, anche quando forse potrebbero essere nella condizione di farlo. E quindi è un problema importante da questo punto di vista. Noi stiamo abbastanza trascurando questo problema rispetto ad altre nazioni che hanno programmi nazionali, che hanno avuto dei rapporti ben fatti sullo stato dell'Unione o della nazione e quindi che hanno visto quante persone affliggeva questa solitudine, quindi sono andati
a bussare alle porte, a intervistare centinaia di migliaia di persone e a capire che cosa succedeva loro. Pensi che l'Inghilterra ha creato un ministero per la lotta alla solitudine e anche il Giappone ha un ministro per la lotta alla solitudine, anche perché la solitudine poi si accoppia facilmente alla depressione. E alla demenza. E la depressione a sua volta diventa uno dei moventi del suicidio, problema che affligge molto il Giappone per esempio, no? Dove c'è questo fenomeno delle morti in solitudine, che è un problema gravissimo, che ha creato, stiamo parlando di decine di migliaia di casi, nel 2023 addirittura 65.000 persone che sono morte in assoluta solitudine e per le quali si sono dovuti creare o chiamare in causa quelli che si chiamano dead cleaners, le persone che puliscono il luogo della morte, perché questo è un luogo di valore immobiliare che è stato contaminato dalla degradazione dei corpi. E quindi queste persone vanno di fatto, guardi è una parola tremenda, sì, ma vanno a bonificare questi posti e quindi a cercare di renderli di nuovo commerciabili. Però la vera tristezza è che queste persone prima di tutto sono morte senza che lo sapesse alcuno. Ma non sono morte di vecchiaia allora, o suicidati? No, non sono suicidati. Non sono suicidi, sono morti. Sono morte in circostanze diverse, sono morte la maggior parte di morte naturale. Ma solo in totale? Anche in Italia accade sì, ci sono infatti casi. Di recente abbiamo avuto quella coppia del dentista, della sua moglie, era nei giornali in questi giorni, scoperti i corpi ormai mummificati, insomma una visione raccapricciante, però quante persone scompaiono per tempo e si scopre il loro cadavere a distanza di molto dalla data della morte. Quindi questo è un fenomeno tristissimo, però la dice lunga sul livello di comunicazione, di partecipazione, di conoscenza da parte di altre persone, anche quelle che abitano nello stesso condominio. Sì, infatti, questa è un'altra cosa. Ma adesso dobbiamo interrompere un attimo per la pubblicità, ma volevo chiederle, ma in Giappone, che sono, appunto, hanno fatto anche un ministero, sono anche molto avveduti, evoluti, tecnologici, gli anziani hanno addirittura a supporto dei robot, chiamiamolo così, perché possono essere aiutati e anche per far compagnia. Stanno provvedendo in qualche modo? Quindi sono avanti anche da questo punto di vista, visto il numero mostruoso che hanno di morti di solitudine? Essere avanti, almeno nella consapevolezza, sì, di sicuro. Lei citava i Paro, i robot di compagnia per gli anziani, che sono un prodotto giapponese, ma i giapponesi stanno combattendo con fenomeni che colpiscono da un lato gli anziani, dall'altro i giovani, perché loro sono la patria dell'hikikomori, infatti, sì. Quindi di questo fenomeno di isolamento dei giovani che si sentono estraniati dalla società, che non vogliono vivere in questa società e si rinchiudono nelle case, ma sono dell'ordine di un paio di milioni ormai. E quindi pensiamo a questi giovani o anche meno giovani, alcuni dei quali sicuramente con problemi di personalità se non mentali, ma certamente persone che non riescono più a rientrare nel ciclo normale di produzione, quindi anche per il governo diventa un problema il sostenimento di queste persone che un giorno non avranno meritato la pensione, perché non hanno contribuito ed erano molto giovani e avrebbero potuto probabilmente fare diversamente. Cosa si può fare al riguardo e cosa sta cercando di fare il Giappone? Sta educando le persone, sta portandole a conoscenza che esiste questo problema, e un problema che va combattuto fin da quando si è piccoli. Io sono più anziano di lei, ma io ricordo mio nonno che mi diceva: chi trova un amico trova un tesoro. Sì, infatti, me lo diceva, io non capivo che cosa volesse dire. Erano già. È uno pieno di soldi, è uno che mi farà dei prestiti,
No, è una compagnia importante che mi potrà accompagnare nella vita e che probabilmente significherà per molti casi il tipo di famiglia che uno si sceglie, no? Certo. E che quindi convivendo e sentendo molto meno la solitudine o il significato difficile, misterioso, recondito della vita, si trova perlomeno a condividerla con un'altra persona. Assolutamente, no. Sta dicendo cose molto importanti, dobbiamo interromperci qualche secondo. Restate qui con noi, torniamo tra poco insieme.